Buongiorno a tutti, sono felice di avervi qui presenti e collegati a questo seminario con questa fantastica formula web in diretta da questa location, il Museo M9 di Mestre, Venezia. Come potete vedere, l'incontro di oggi si svolge con una formula innovativa. Oggi abbiniamo interventi tecnici, riflessioni ed analisi politiche, spiegazioni e visita virtuale del museo con una modalità accattivante. Ovviamente la visita virtuale non sostituirà mai l'emozione e la bellezza di visitare dal vivo questa struttura. Veniamo al tema di oggi, le comunità energetiche rinnovabili. Sempre più spesso parliamo di sostenibilità. La decliniamo in vari modi: sociale, ambientale ed economica. Il tema delle comunità energetiche rinnovabili racchiude tutti i concetti di sostenibilità espressi prima, oltre all'aspetto tecnologico, la dimensione di impatto politico e l'aspetto etico. Nel corso di questo seminario si affronteranno questi argomenti che non voglio ovviamente anticipare, ma mi soffermerò, in quanto nella vita di tutti i giorni mi occupo di impianti, sull'aspetto tecnologico. Oggi un condominio, delle abitazioni, alcune attività economiche possono diventare delle isole di autoproduzione e autoconsumo di energia. Questa energia viene prodotta dai propri impianti che sfruttano le fonti energetiche rinnovabili. Questi edifici, che condividono tra di loro questa energia in un ambito di assoluta sostenibilità, è quanto di più concreto noi, come operatori del settore, possiamo realizzare per contribuire ad avere un futuro migliore. Ritengo che noi impiantisti siamo in questo periodo gli attori protagonisti, siamo il braccio operativo con il compito di migliorare il rapporto uomo-ambiente. Il concetto di sharing delle comunità energetiche rinnovabili è sviluppato all'ennesima potenza, perché l'energia prodotta in loco viene condivisa e consumata a chilometro zero, con l'obiettivo di limitare la sovrapproduzione e che sia scambiata tra vicini di casa, siano essi cittadini, imprese o condomini. Noi impiantisti concordiamo con il limite fissato, perché prevede che tutti gli appartenenti alla stessa comunità energetica rispettino il principio di dipendenza dalla stessa cabina di bassa tensione. Così l'energia è effettivamente scambiata a chilometro zero. In caso contrario verrebbe snaturato il concetto di comunità energetica rinnovabile. Non può esserci una comunità energetica grande come l'intero territorio nazionale. Le attuali normative, con incentivi, agevolazioni e detrazioni fiscali, ci fanno diventare dei professionisti dell'energia a 360 gradi. Oggi solo noi impiantisti abilitati, sempre al passo con i tempi e aggiornati con le ultime novità, possiamo progettare e installare con professionalità la tecnologia e l'impiantistica che va a supporto delle persone, delle attività economiche e dei servizi di tutti i settori. I nostri clienti sono sempre più spesso informati sulle ultime novità. Noi dobbiamo essere aggiornati, preparati e pronti a consigliarli al meglio per poter eseguire le installazioni a regole adatte. Questa può e deve essere un'occasione di crescita da cogliere nel migliore dei modi. Buon lavoro a tutti e grazie ancora.